Bisogna non avere tutte le rotelle a posto per organizzare una festa addirittura nel quartiere della stazione di Udine e poi proprio in via Roma, quel crocevia di ogni tipo di scambio culturale. Ma noi ci proviamo lo stesso il 16 marzo e con l'aiuto di qualche amico del quartiere abbiamo predisposto più o meno tutto affinché la gente che vive e frequenta questa zona lo sappia per bene. Abbiamo trovato il terrorista! Ciao Marone, come io parlo napoletano? Io sono napoletano. Mancano 3 giorni all'ora X, la nostra festa che è stata già rinviata a causa maltempo, ma adesso il sole splende, noi siamo ottimisti. Il buon caffè di Gigi, grazie, questo è un cappuccino però. Ah, ma è per Farhat, è vero, questo è il cornetto pakistano. Italiano. Italiano, come italiano? Io lo volevo pakistano. Scusa, sono venuto apposta in stazione. Cambio. Me lo cambi, quanto me ne volevo pakistano? Ma cos'è? Quello sei tu? Sì. Ma cosa fai? Ti stai sposando? Sì. Ma come sposando? Con un uomo? Oh, mia moglie. Cioè questo è il video del tuo matrimonio? Sì, moglie sta dentro nella macchina. Dov'è la moglie? Voglio vederla, è nuda? Dentro. È dentro? Fammi vedere la moglie. Firework, fuochi d'artificio! Sì. Ma sei un megalomane! Sì. Insomma, alla fine ci siamo divertiti un mondo a presentare nel quartiere la festa col terrorista pakistano che si è appena sposato e ha fatto una festa pazzesca. Ma la vera festa pazzesca è quella del quartiere della stazione, il 16 marzo. Un evento che arriva quando il quartiere indossa il suo abito migliore, quello delle magnolie in fiore. Ed è proprio sotto questi fiori candidi, ma anche rosa, che si svilupperà il programma di una manifestazione che permetterà di scoprire le ricchezze inesplorate di un luogo che non ha paragoni in tutta la regione. Un quartiere multietnico dove coabitano 64 popoli, compreso quello italiano. Un posto piccolissimo, ma un vero laboratorio di convivenza, dove i 2 amici pakistani sono non solo perfettamente integrati, ma dialogano, conversano e scherzano con i commercianti locali italianissimi come Giuseppe Prete, che qui vende pizza al kebab, perché anche così, in modo decisamente originale, si produce ogni giorno la convivenza pacifica. Questo per lei? Come vedete nella parte bassa i commercianti e non solo hanno messo delle coperture per rendere un po' più carina l'aiuola.
Qui ci troviamo davanti sempre una magnolia stellata che però ha la particolarità di avere dei fiori di colore rosa lilla. Come si chiama in italiano? Duck. Topo. Topo. È un topo. È un topo, questo è un topo in Udine, ho visto che è molto contento. I topi sono famosi a Napoli, I topi un po' lungo. molto lunghi, con una lunga coda. Sì, quello. Hello paisa, buongiorno. Oro per tua amore. Oro! Dove l'hai rubato? Ho comprato, madonna. Perché lei è molto ricca. Lei ce Lei è l'ha. ricca, ho capito perché ti sei sposato.